Buonasera a tutti, sono qui in attesa di collegarmi tra qualche minuto con Pietro Aliprandi. Buonasera. Buonasera Pietro, mi sente? Sì, forte e chiaro. Forte e chiaro. Come va? Bene, grazie. È la prima volta che ci vediamo piacere. Io sono Pio dal CIN, è un piacere per me averla qui questa sera. Piacere mio. E, Le farò alcune domande sulla sua missione, quella che fra poco intraprenderà. E lei è stato l'unico italiano scelto tra tantissimi, l'unico italiano scelto per la missione Mars One. Ci può dire qualcosa di più preciso di questo, signor Pietro? Sulla missione? Sì, su come è stato scelto, come l'ha saputo, sulla missione, qualcosa per spiegare a chi magari non ne ha sentito parlare oppure che vorrebbe sapere qualcosa di più. Certamente. Dunque, la missione Mars One è stata ideata nel 2011, ha sede l'azienda omonima Mars One che si propone di portare per la prima volta l'uomo su Marte, è stata fondata a Darmstadt nei Paesi Bassi e nel 2013 ha aperto le candidature a tutti i potenziali interessati. Si sono iscritti in oltre 200.000 persone, me compreso. Io ho preso della notizia quasi per sbaglio leggendo su un sito di notizie, di novità concernenti scienza e tecnologia e ho trovato questo titolo che sembrava quasi sensazionalistico che diceva cercasi volontari per andare su Marte. L'ho preso inizialmente un po' come uno scherzo, però poi sono andato a informarmi, mi sono letto con cura tutta la descrizione. Ho capito che era un progetto serio con delle basi solide, quindi ho deciso di candidarmi. Questo perché io sono sempre stato molto appassionato di astronomia e ho sempre provato questo desiderio di fare l'astronauta. Tuttavia, diciamo che ero sempre rimasto con i piedi un po' più per terra e avevo scelto di studiare medicina. Ci sono quindi state delle selezioni appunto nel primo momento. La prima è stata semplicemente appunto presentarsi, quindi inviare un breve filmato e rispondere per iscritto ad alcune domande. Questo materiale che poi è appunto pervenuto al comitato di selezione di Mars One è stato esaminato e sono state selezionate circa 1000 persone che poi hanno proseguito con le fasi successive che sostanzialmente sono state una medica che certificasse uno stato di buona salute e di propensione fisica e poi un colloquio diretto con il comitato di selezione che ha ridotto il numero ulteriormente a 100 persone e di cui io sono rimasto l'unico italiano di circa 100 inizialmente candidati. Quindi questa missione, se mi è dato di capire bene, è una missione che si propone di colonizzare Marte, mi sbaglio? No, esattamente. La particolarità di questa missione è proprio l'assenza di un viaggio di ritorno. Cioè voi partirete ma non ritornerete, questo è sicuro? Non per forza, diciamo che non è previsto perché le tecnologie odierne, soprattutto su cui Mars One vuole investire, non sono ancora mature per fare un viaggio di ritorno. Questo non toglie naturalmente che tra 10-20 anni il progresso tecnologico ci
consenta di effettuare dei viaggi di andata e ritorno. Quindi la sua partenza, quando sarà nel 2024, mi sembra di aver capito, Sì, sarà, esattamente. lei parte con l'idea di non ritornare. Quindi Sì. la prima domanda che viene in mente, questa sera ho chiesto prima di venire qua a mia figlia che ha 13 anni cosa gli chiederesti. E lei mi ha detto, ma chi glielo fa fare di andare in un pianeta sconosciuto e non sapendo cosa troverà e non sapendo l'ambiente che troverà ovviamente, tutto questa incognita. È un po' come essere, mi perdoni il paragone, marinai di Cristoforo Colombo nel 1492, quando sono partiti per una avventura così pionieristica. Come la vede lei personalmente questa cosa a livello emotivo, anche a livello personale? Beh, il suo paragone è sicuramente appropriato, quello con Cristoforo Colombo e in generale sia con i pionieri che con i grandi esploratori del passato, perché hanno avuto il luogo comune cioè più che il luogo comune, il tema portante di andare sempre un po' all'avventura verso l'ignoto, di non sapere esattamente cosa ci fosse. C'è da dire che questa missione è stata pianificata con estrema cura. Ci sono naturalmente, rimangono dei punti oscuri, questi da un lato possono spaventare, dall'altro sono per me un motivo di grande attesa, di grande trepidazione, perché sono fatto così, io ho uno spirito avventuroso e andare verso l'ignoto secondo me è una degli stimoli più grandi che posso ricevere. E non la spaventa il fatto di non poter tornare? Ho letto da qualche parte che ha una fidanzata un po' arrabbiata e mi sembra di aver capito. Cioè, il fatto di non poter ritornare non Sì, la spaventa un po'? ma diciamo che se una volta partito non avessi più dei legami di tipo affettivo sulla Terra, considererei anche la possibilità di partire verso una seconda missione, verso un secondo pianeta, se ne avessi l'opportunità. Se invece la mia partenza dovessi avere dei legami ancora qui sulla Terra, è ovvio che considererei la possibilità del ritorno. In realtà, per quanto riguarda la possibilità di ritorno dal punto di vista tecnologico, io sono molto fiducioso, perché già la NASA ci sta lavorando. Quindi c'è una possibilità di rientro e quindi lei diciamo, la accarezza in un certo senso. Sì, in determinate condizioni sì. Ho capito. Qual è stata la reazione, diciamo, dei suoi familiari prima e poi anche dei suoi amici? L'hanno preso un po' per matto, gli hanno dato ragione? Cosa gli hanno detto? Beh, all'inizio sicuramente mi hanno preso un po' per pazzo, e soprattutto non credevano che fosse una cosa realistica, che fosse una missione fattibile. C'è anche da dire che le possibilità da un punto di vista statistico di essere preso erano scarse. Quando però hanno visto che io ho continuato a dimostrare fin dall'inizio una grande motivazione, una grande serietà, quando ho passato queste prime tre selezioni e, e convincendosi, anche informandosi personalmente che la missione è una missione seria, ora sono per lo più orgogliosi e soddisfatti sia della mia scelta che del successo finora raggiunto. Quindi adesso comincia la fase preparatoria, mi sembra di aver letto, dove lei diventerà a tutti gli effetti un astronauta? Non subito, nel senso che è necessario un'ulteriore selezione, non molto,
non molto grande, nel senso che da 100 passeremo a 60 candidati. Ci sarà una prima fase di addestramento, una simulazione che serviranno appunto a chi di dovere per valutare come si risponde all'addestramento, come ci si comporta in situazioni appunto che riproducano quelle della permanenza su Marte. I più adatti verranno scelti per continuare l'addestramento e sì, a tutti gli effetti diventeranno dei dipendenti a tempo pieno di Mars One e astronauti. E come sarà organizzata la partenza? Visto che siete in 100, mi sembra, no? Andrete su un po' alla volta o tutti in un'unica partenza? Come funziona? No, dunque, di astronauti che arriveranno effettivamente alla missione saranno in 24. Questi partiranno a gruppi di 4 a intervalli di 1 anno e mezzo, 2 anni. Ah, quindi ogni anno e mezzo, 2 anni partiranno in quattro astronauti. E lassù Sì. dove vivrete? Avete dei moduli già? E come li verranno stabiliti se ci sono questi moduli? Perché poggeranno sulla superficie, presumo. Sì, a partire dal 2018 inizieranno delle missioni, dei lanci di prova e poi delle missioni senza equipaggio per portare i componenti della base e tutto ciò che sarà necessario poi per la sopravvivenza degli astronauti una volta che arriveranno. La base verrà assemblata e avviata da dei robot negli anni precedenti a partire dal 2022. Capisco, quindi la base sarà operativa, cioè atta ad accettare voi astronauti nel 2024? Sì, nel 2023-2024 comunque dovrà essere operativa prima della partenza, perché un qualsiasi problema nel funzionamento dei sistemi vitali naturalmente precluderà la possibilità di partire. E l'organizzazione della vita lassù come sarà? E il cibo, il vestire, il muoversi, avete già un'idea o non è ancora in fase embrionale di studio? No, beh, Mars One ha già pensato a tutto, chiaramente ogni campo va poi approfondito, però un piano generale per ogni aspetto, sia della missione che poi della vita su Marte, è stato steso. La giornata tipo consisterà in alcune ore, comunque una parte del tempo dedicato alla manutenzione della base, un altro dedicato alla ricerca scientifica sia all'interno che all'esterno della base, quindi anche esplorazione e campionamento. Ci sarà poi la necessità di coltivare, ci sarà una serra che servirà a produrre il cibo e poi un po' di tempo libero naturalmente. Per quanto riguarda i rifornimenti, nei primi anni questi saranno garantiti anche dall'arrivo degli equipaggi successivi, ma col tempo l'idea del progetto è quello di rendere la base completamente autosufficiente, anche dal punto di vista delle risorse. E ci saranno anche degli animali o delle altre solo umani? Dunque, gli animali sono molto difficili da trasportare nello spazio, soprattutto in un viaggio che dura 7 mesi, che è il tempo necessario per raggiungere Marte con la tecnologia attuale. Ehm, Se ci saranno degli animali nei primi anni saranno probabilmente pesci o insetti come fonte di cibo, in quanto questi sono facilmente trasportabili e anche facilmente gestibili perché non hanno bisogno di molto spazio e producono una quantità di rifiuti che è accettabile per quello che poi sono le necessità di smaltimento e di riciclo. Interessante. Stephen Hawking ha detto in un'intervista che lui non mette in discussione l'esistenza della vita nell'universo oltre alla nostra, ma che secondo lui l'impatto che avranno nell'umanità, che avrà nell'umanità il fatto di capire che veramente esiste della vita
oltre la Terra, avrà lo stesso impatto nell'umanità di quello che ha avuto la scoperta dell'America. Lei come si relaziona a questo? Cioè, cosa pensa lei della vita nell'universo? Ovviamente, probabilmente crederà che ci siano altre forme di vita, ma come se l'immagina la sua versione? Marte è sempre stata collegata ai marziani verdi, che non si sa perché proprio verdi, visto che il pianeta non è neanche verde, poi tra l'altro. Però come la vede lei questa cosa? Come vede la vita al di fuori della Terra? Come potrebbe essere secondo lei? Dunque, se c'è vita su Marte, ci aspettiamo di trovare, io personalmente mi aspetto di trovare dei batteri, nulla di più. C'è chi è venuto a parlarmi di vermoni che vivono sottoterra e anche civiltà sotterranee. Questo mi sembra poco plausibile. È possibile che esistano delle tracce di batteri, qualcuno forse anche in forma di spora che possa avere ancora una certa vitalità, rimasti da ere geologiche precedenti in cui le condizioni su Marte avrebbero anche potuto sostenere la vita. Quindi non molto di più di qualche microorganismo cellulare. Fuori dal sistema solare è possibile che esistano anche delle civiltà. Le evidenze scientifiche più recenti supportano molto l'ipotesi che siano simili a noi, non dal punto di vista dell'aspetto, ma dal punto di vista biologico, quindi sempre basati sul carbonio. Detto questo, sì, se esistono civiltà avanzate, restano comunque molto lontane, altrimenti avremmo già captato qualche loro messaggio come loro potrebbero aver captato dei nostri. Mhm. La comunicazione una volta che sarete lassù, come funzionerà? Quanto ci mette ad esempio un segnale da Marte a arrivare sulla Terra? La distanza è importante per quanto riguarda il ritardo del segnale, nel senso che nel punto in cui la Terra e Marte sono più vicini, il ritardo minimo è di 3 minuti tra appunto partenza e ritorno della risposta. Può arrivare fino a 40 minuti nelle condizioni in cui Marte e la Terra siano ai due opposti del Sole. Capisco. Un'altra domanda, una curiosità, e per questo verrete pagati o è una cosa che fate solo a livello pionieristico e di un contributo all'umanità? Dunque, considerato il fatto che chi supererà la prossima selezione dovrà dedicare completamente il proprio tempo alla missione e considerato anche che qualcuno può già avere una famiglia o comunque qualcuno che dipende economicamente da lui, ci sarà uno stipendio per i candidati per gli astronauti durante l'addestramento. Quelli che attualmente andranno su Marte riceveranno uno stipendio, gli altri invece no. E vi è già stato quantificato o è una cosa ancora da stabilire? È ancora da stabilire. Ho capito. Quindi la partenza 2024. Lei continua a studiare, so che si sta laureando. In che cosa si sta laureando, signor Pietro? Adesso? In medicina. Medicina. E, prevede che questa laurea le possa servire lassù? Sì, senza dubbio. Innanzitutto perché a 50 milioni di chilometri dalla Terra un medico prima o poi sarà sicuramente utile. Inoltre ho scritto la tesi in neuropsicoanalisi e se non dovessi continuare, se venissi escluso dalle prossime selezioni, la mia strada sarebbe quella di specializzarmi in psichiatria. Ora, essendo che uno degli aspetti più pericolosi di questa missione è proprio il cedimento psicologico, specialmente durante il viaggio,
credo che la mia, non posso dire esperienza perché non sono ancora specializzato, ma quantomeno attitudine ad affrontare questi problemi possa risultare utile. Certo, il viaggio durerà 200 giorni e sarete in dei piccoli moduli probabilmente. Come farete durante, sono 6 mesi, viaggiare, potrete muovervi o sarete fermi come funziona? È strano, cioè non riesco cioè capisco, ad esempio Samantha Cristoforetti sull'ISS, che ho avuto il piacere di intervistare 2 anni fa, dove hanno una palestra, un posto dove possono vedere giù ma voi come viaggerete rispetto a un modulo grande come l'ISS? Beh, il veicolo, l'ambiente all'interno della navetta per il viaggio dalla Terra a Marte sarà effettivamente molto piccolo. Un pochino una versione un po' più grande della capsula Apollo. Sarà sicuramente difficile da sopportare un viaggio perché la stima come dimensioni è più o meno quella di un volume di un SUV a cui ovviamente dobbiamo togliere sedili, motore e bagagliaio. Resta comunque uno spazio relativamente ristretto. Ci sarà apparato per comunque effettuare degli esercizi muscolari perché si sa nello spazio c'è un forte deperimento della muscolatura. Per il resto dovremo portarci tanti libri. E quindi viaggerete distesi, seduti, cioè avrete la possibilità di muovervi durante il viaggio comunque. Sì, sì, sì. Ah, Sì, ecco, sì, ci sì, saranno i sì. sedili naturalmente per il decollo e l'atterraggio, però per il resto i sedili, ho visto il progetto di questa capsula che poi è la capsula Orion della Lockheed Martin. ehm, I sedili sono a scomparsa, quindi poi aumenta lo spazio a disposizione all'interno della capsula. È un po' come della misura del Dragon, quello che porta i supplies all'ISS, più o meno come grandezza, Sì, come, esattamente. come il Dragon, quei moduli che vanno ogni tanto a portare sì, le provviste all'ISS. Sì, per la precisione sarà effettivamente una Dragon modificata. Ah, ok. Qualche timore, qualche paura che la potrebbe fermare prima della partenza? Ma se una volta dentro a stretto contatto con chi lavora a Mars One vedessi che c'è qualche aspetto che viene preso con poca attenzione, che la missione viene trascurata in qualche sua parte o che c'è un'eccessiva tendenza al fallimento delle missioni, questo mi indurrebbe, penso spontaneamente, a ritirarmi, ma credo che lo farebbe chiunque. Per il resto no, io sono molto motivato, quindi penso che difficilmente tornerei sui miei passi. Quando saprà con certezza se lei sarà scelto e sarà tra i 24? Con certezza lo saprò solamente il giorno in cui sarò sulla rampa di lancio. Comunque alla fine di quest'anno saprò se potrò proseguire l'addestramento e quello mi darà già un buon margine di sicurezza. Quindi verso, Poi chiaramente dovrò. verso la fine dell'anno saprà se dovrà continuare o meno. Esatto. Molto interessante. Se tutto questo dovesse, adesso non voglio fare l'uccello e il malaugurio, ma se dovesse fallire il progetto prima della sua partenza, cosa le resterebbe? Cioè lei avrebbe lo stesso,
il desiderio di continuare in questa cosa o troverebbe una soluzione diversa per la sua vita e per la sua voglia di esplorazione? Beh, diciamo che se il fallimento o comunque la mia uscita dal programma dovesse avvenire nei primi anni dell'addestramento, quindi che so, il prossimo anno o al massimo tra due, credo che riprenderei con i progetti che avevo prima, quindi riprendere in mano la medicina e vivere qui sulla Terra. Se invece dovesse essere un fallimento o una mia uscita dell'ultimo momento, avrei comunque alle spalle almeno 9 anni di addestramento come astronauta, quindi credo che mi proporrei presso la NASA o l'ESA, visto che hanno in campo missioni simili, e credo che il curriculum di un astronauta già addestrato per andare su Marte potrebbero quantomeno prenderlo in considerazione. Quali sono i suoi hobby, le sue letture, i suoi libri, i suoi passatempi, signor Pietro? Beh, come letture e anche intrattenimento televisivo, come puoi immaginare, c'è la fantascienza in cima alla lista. Come altre attività sono un appassionato di alpinismo e mi piace produrre audiovisivi anche e fare il fotografo, sì, fotografare così amatorialmente. Lei ha scritto anche un libro e ha fatto anche un cortometraggio, un film, mi sembra di aver letto. Sì, sì, è stata un'iniziativa, in realtà fine a se stessa, non avevo idea di fare un film che poi andasse al cinema. È stato più un esperimento per me, per testare un po', per spingere al massimo quelle che potevano essere le mie capacità. E di questa avventura, fra virgolette, che sta intraprendendo, pensa che potrà scrivere o sta già scrivendo qualcosa, scriverà un libro, ne farà un racconto, qualcosa del genere? È altamente probabile. Qual è il suo, vista questo primo successo, essendo lei l'unico italiano rimasto in questo progetto, quali sono i suoi sogni in questo momento? Qual è il sogno più bello che potrebbe realizzarsi per lei da qui ai prossimi anni, ovviamente all'interno del progetto di Marte 1, Mars 1? Beh, è comprensibile che il sogno più grande sia per quello di arrivare fino in fondo nell'addestramento e di essere nel gruppo dei primi quattro, quindi partire nel 2024. Questo per lei sarebbe un motivo di orgoglio? Sì, moltissimo. E credo che sarebbe anche motivo di orgoglio per tutto il mio paese, perché avere un connazionale tra i primi quattro, se non addirittura il primo, a mettere piede su un altro pianeta per la prima volta, credo che dovrebbe almeno dare il buon esempio a tanti nostri connazionali. Certo, è come aver messo il piede sull'Everest per la prima volta, sicuramente sarebbe un orgoglio per tutti. Il fatto che lei... Dunque, quanti eravate italiani in Lizza per questo posto, diciamo? Inizialmente eravamo un centinaio, non saprei dirle il numero esatto. Poi, prima dei colloqui, eravamo rimasti in 11 o 12. Ho capito. Secondo lei, perché l'hanno scelta? Cosa hanno visto in lei rispetto agli altri? Non ho potuto assistere al colloquio degli altri candidati, quindi posso parlare solo per me.
Credo che siano stati due fattori. Uno, quello di aver dimostrato una fondata e profonda motivazione. Il secondo, l'aver compiuto degli studi di medicina e avere appunto questo interesse e questa propensione per la psichiatria. Infatti, durante il colloquio mi è stato chiesto cosa potrei portare io della mia formazione, delle mie esperienze a questa missione, e la mia risposta è stata proprio questa: fornire supporto psicologico agli altri astronauti durante il viaggio. Ecco, ci saranno anche delle donne? Sì, attualmente siamo 50 maschi e 50 femmine. I gruppi saranno anche questi misti, due maschi e due femmine. Questo perché comunque nel lungo termine, innanzitutto penso che sia per i maschi che per le femmine in una missione che può durare anni, la compagnia dell'altro sesso sia, non dico necessaria, ma comunque ben gradita. E una delle finalità, naturalmente per fondare una colonia stabile che sia in grado di crescere, è anche quella di avere dei figli. Quindi non si esclude la possibilità di possibili procreazioni proprio lì su Marte, mi sembra di capire. Sì, esatto. Chiaramente non sarà questa una priorità perché non si conoscono gli effetti di una gravità diversa da quella terrestre. Ricordiamo che su Marte la gravità è circa un terzo della gravità terrestre. Non si conoscono gli effetti su una possibile gravidanza umana, quindi dovranno essere effettuati prima degli approfondimenti. Forse prima si parlava di animali, appunto, magari su dei roditori, dei piccoli mammiferi, e una volta stabilita la base, consolidata la produzione alimentare, e quindi quando ci saranno sufficienti astronauti per potersi dedicare anche poi alla cura degli eventuali bambini, ci verrà dato il permesso di procreare. Capisco. Per esempio, le esplorazioni esterne, la temperatura su Marte, com'è? Mi sembra che ci sono delle escursioni di 200 gradi o qualcosa del genere, o mi sbaglio? No, la temperatura è abbastanza stabile, mediamente si aggira sui 62 gradi sotto zero. In occasioni rare d'estate può raggiungere i 20 gradi sopra lo zero in alcune zone. Eh, In altri momenti può scendere fino a 90 gradi sotto zero, però resta in realtà abbastanza stabile, le escursioni non sono insopportabili. Quindi sono previsti diciamo, delle passeggiate esterne ai moduli per esplorare Marte, giusto? Sì, naturalmente con la tuta spaziale, perché oltre al problema dell'atmosfera, che è costituita in quasi totalità da anidride carbonica, e oltre al problema della temperatura, la pressione atmosferica anche è molto bassa e sarebbe il problema principale. Non siamo ai livelli dello spazio aperto, però è comunque una pressione che è inferiore all'1% di quella terrestre, quindi insopportabile per un organismo, diciamo, esposto senza le dovute protezioni. I suoi familiari come l'hanno presa? Come ho detto prima, naturalmente l'idea che io me ne vada su un altro pianeta, forse anche per sempre, è causa di dispiacere, però soprattutto i miei genitori sono molto orgogliosi e soddisfatti anche di vedere che il loro figlio ha raggiunto questi risultati, e che appunto si sente, penso che per un genitore sia una grandissima soddisfazione vedere che il proprio figlio riesce a raggiungere dei risultati e ad avere successo, indipendentemente poi da dove vada ad ottenerlo questo successo. La sua ragazza? La mia ragazza è un punto invece più dolente.
È forse l'unica che sarebbe in grado di convincermi a non partire, a rinunciare, anche se dovrà faticare molto. Quindi lei non esclude questa possibilità, un ripensamento durante questi anni? Prendo in considerazione tutte le possibilità, però questa, se devo essere sincero, la vedo come molto remota. Certo, non deve essere facile partire così. Ehm, la spinge questo interesse, questa curiosità, ma lei ha detto per esempio prima che ama la montagna, mi sembra, no? Sì? E non le mancheranno queste passeggiate in questo bellissimo nostro pianeta. Ho visto poco prima su Geo un bel documentario che mostrava le montagne. Mi chiedevo, ma questo signor Pietro l'ha visitato il mondo? Ha visto quanto bello è il nostro pianeta prima di lasciarlo? La terra mi mancherà moltissimo, questo non lo nego, non è una fuga, anzi. Eh, Però credo che varrà il sacrificio anche dal punto di vista alpinistico, perché anche su Marte ci sono formazioni montuose interessanti da esplorare e ricordiamo che c'è la montagna più alta dell'intero sistema solare. Ah, questo non lo sapevo. E quanto alta dovrebbe essere? 24 km, 3 volte l'Everest. Capperi. 24 chilometri. Una montagnona abbastanza grande. Qui si è dilettato a scalare le Dolomiti o quali altre avete? Ha fatto qualche scalata o si è limitato solo a delle ferrate o dei passeggiati? Cioè, il suo è alpinismo, alpinismo? Dunque, io mi fermo alle ferrate, anche se non in montagna, in palestra, pratico anche arrampicata. Ho fatto anche alpinismo invernale, quindi sul ghiacciaio, e oltre a numerose vette che adesso non sto a elencare qui sulle Dolomiti, ho raggiunto anche la vetta del Gran Paradiso in Valle d'Aosta a 4060 metri, se non ricordo male. Mm. Bene. E adesso, in preparazione a questo, lei nel suo tempo libero come si diverte? Cosa fa di bello? Beh, come dicevo prima, continuo non che abbia moltissimo tempo libero in questi giorni tra interviste e tesi da consegnare, però quando ne ho, appunto mi diletto nello scrivere e nel girare quando trovo i collaboratori dei cortometraggi o anche qualcosa di più impegnato certe volte. Faccio sport, ad ogni occasione vado in montagna e questo sostanzialmente. Ho capito. C'è dunque un messaggio, poi concludiamo l'intervista, se, un messaggio che lei vorrebbe lanciare ai giovani che volessero intraprendere questa sua strada o un messaggio che vuole dare in generale a chi si interessa di questo tipo di esplorazione spaziale? Ma io in realtà vorrei dare un messaggio più ampio, non solo limitato al campo dell'astronomia. Il messaggio è che anche se non si hanno grandi titoli di studio o grande esperienza, con le proprie forze, soprattutto con una grande motivazione, si possono raggiungere i propri obiettivi. L'importante è crederci e non farsi demoralizzare dalla prima obiezione che ci troviamo di fronte. Bene, questa è una bella cosa sicuramente. Bene, allora io la ringrazio di cuore di questa intervista che ha voluto concedermi
E come le ho detto, la terrò in privato fino a quando la inserirò nel libro Cuore Veneto che sto preparando, come le avevo detto nell'email. E se più avanti avrà qualche novità, magari potremo aggiornarci con un'altra intervista se avrà piacere farlo e ci teniamo in contatto. Per me è stato un piacere, veramente un piacere conoscerla e la ringrazio per la sua grande disponibilità e soprattutto ammiro il suo coraggio e la sua determinazione e la ringrazio molto per questo colloquio interessantissimo. Grazie, il piacere è stato mio. Arrivederci e buon viaggio. Arrivederci.